Telespettatori di Sesta Rete, ben ritrovati con il consueto appuntamento domenicale con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, la trasmissione dedicata interamente al calcio dilettantistico siciliano, i campionati che vanno dalla Serie D sino alla prima categoria. Oggi una puntata particolare perché possiamo subito già inquadrare la nostra tribunetta, perché insieme alla nostra penaltina Federica Di Benedetto abbiamo la squadra Juniores del Città di Mascalucia che matematicamente ha raggiunto i playoff per quanto riguarda appunto la categoria giovanile della Juniores. Un in bocca al lupo ragazzi, fatevi un applauso perché siete stati veramente molto bravi, anche se ancora il campionato importante, quello dei playoff, deve iniziare. Più tardi ci raggiungerà anche il mister Giuseppe Tricomi appunto della squadra della Città di Mascalucia. Alla mia sinistra, in uno studio assolutamente un po' cambiato rispetto alle settimane scorse, abbiamo il presidente del Città di Catania, Paolo Pinazzo. Presidente, buonasera, ben trovato. Grazie. Si vive una bella atmosfera, siete al secondo posto, ancora campionato apertissimo direi, giusto? Speriamo. Parliamo chiaramente del campionato di prima categoria, un campionato dove in testa abbiamo ormai dall'inizio del campionato il Trecastagni e abbiamo il bomber del Trecastagni, Cosimo Montalto. Ciao Cosimo, ben trovato. Ben trovato anche a te. È stata una stagione importantissima quella tua personale, perché dopo l'infortunio sei ritornata alla grande, stai guidando questo Trecastagni, penso anche verso categorie che competono, no? Ma direi che il campionato è abbastanza difficile, quindi uno dice scende di categoria, però adattarsi alla categoria non è mai facile. Vincere è sempre molto difficile. È sempre difficile, questo sì è vero. Certo. Salutiamo in postazione e commento tecnico il nostro Carmelo Puglisi, con lui chiaramente subito andremo ad affrontare il campionato di Serie D, però prima devo salutare, perché ancora ufficialmente non l'ho fatto, la nostra unica penaltina della puntata, ovvero Federica Di Benedetto. Ciao Federica. Buonasera e ben ritrovati. Sei in mezzo a tanti dei bei ragazzi, anche se sono giovanissimi. E vabbè, succede. Allora, subito insieme a Federica con i risultati del campionato interregionale. Oggi si è giocata la 9ª giornata di ritorno, oggi domenica 9 marzo 2014. Guardiamo i risultati, poi la classifica e poi successivamente il commento tecnico, oltre quello dei nostri ospiti, anche di Carmelo Puglisi. Torricuso Battipagliese 1-0. Rende Comprensorio Montalto 1-0. Agrigas Interreggio 1-1. Città di Messina Licata 1-1. Savoia Noto 3-1. Due Torri Nuova Gioiese 1-1. Agropoli Orlandina 4-1. Cavese Vibonese 3-0. In classifica sottolineiamo l'ennesima vittoria del Savoia, che allunga sempre di più in classifica nei confronti di un Agragas fermato in casa dall'Interreggio. Guardiamo la classifica al completo. Savoia 64 punti. Agregas 53. Agropoli 45. Battipagliese e Torricuso 44 punti. Cavese 42. Nuova Gioiese 40. Noto 35, Interreggio e Pomigliano 34 punti, Comprensorio Montalto 33, Orlandina 31, Due Torri 30, Vibonese 26, Città di Messina e Rende 25 punti, chiude la classifica Licata a 13 punti. Ricordiamo che in questa classifica la Cavese, l'Interreggio e la Battipagliese hanno un punto di penalizzazione, il Licata 3 punti di penalizzazione. Come tutti sanno, il Ragusa ha rinunciato dopo la 4ª rinuncia ufficiale a proseguire il campionato. Diamo anche modo di conoscere il tabellino della prossima settimana, si giocherà la 10ª giornata di ritorno, domenica prossima 16 marzo 2014. Eccolo qua il tabellino: Interreggio Agropoli, Licata Agragas, Noto Pomigliano, Orlandina Cavese, Nuova Gioiese Città di Messina, Comprensorio Montalto Due Torri, Battipagliese Rende, Vibonese Savoia. Il Torrecuso giustamente riposa perché il Ragusa è stato escluso in automatico nel campionato. Allora, a questo punto diamo subito parola a Carmelo Puglisi, il commento tecnico, e poi sentiamo anche il parere dei nostri ospiti in studio oggi.
Diciamo che su questo campionato di Serie D non è rimasto granché da dire, solo che il Savoia allunga ancora il proprio vantaggio, adesso sono 11 punti di margine sull'Agregas, a questo punto si aspetta solo la matematica a 9 giornate dalla fine. Ed è un girone I di Serie D che si contraddistingue anche per il rendimento tutto sommato mediocre di tutte le siciliane. L'Orlandina ha perso male con l'Agropoli, il Due Torri non sfonda in casa con la Nuova Gioiese dovendosi accontentare del pareggio, male anche il Città di Messina che pareggia in casa al Celeste 1-1 con il Licata che sta continuando a onorare il campionato nonostante non abbia più nulla da chiedere allo stesso. E va sottolineato che oggi, guardando la griglia dei play-out, Ettore, se finisse oggi il campionato a 9 giornate dalla fine, tutte e tre le squadre messinesi, Orlandina, Città di Messina e Due Torri, farebbero i play-out, senza contare che Ragusa si è ritirato e anche il Licata retrocederebbe direttamente. Di fatto un quadro abbastanza sconfortante per il calcio, direi. sconfortante per il calcio siciliano. Drammatico proprio perché insomma perdere queste squadre anche nel campionato di interregionale fa molto male proprio per tutto il movimento calcistico. Sentiamo un po' anche il parere del presidente. C'è il rischio, Paolo perdonami, Vinazzi. Sì. Ettore, parentesi, noi rischiamo di fare 4 retrocessioni su 4. È questa la cosa più brutta. Nel frattempo facciamo vedere anche la classifica per dare modo anche al presidente di dare un quadro più completo e soprattutto insomma sentire anche la sua, perché è quasi un fallimento del calcio siciliano, a parte insomma l'isola felice Akragas e in un certo senso anche il campionato positivo del Noto. Ma come ben si vede dal girone dell'interregionale, Ragusa già è andato da molto tempo, purtroppo il calcio siciliano, soffre. ma più che soffre, stiamo vivendo dei grossi, Eccola qua la classifica. stiamo vivendo grossi problemi, lo vediamo anche nei campionati di Serie A, Certo. togliendo il Catania che secondo il mio modesto parere ormai ha poco da dire. Un po' di pessimismo, Si vede, non riuscendo a vincere ieri contro il Cagliari. È vero, Cioè, soffriamo. Vediamo che da Roma in giù l'anno prossimo rimarrà soltanto il Napoli. Certo. Dopodiché, e vediamo anche che le nostre squadre purtroppo anche nei campionati di stendano. dilettantistici Pensavo all'inizio se la contendessero il Savoia con l'Agragas, ma poi abbiamo visto che la ha differenza mollato. di valore comunque è considerevole. Sicuramente, però voglio dire anche l'Agragas, parliamo di un capoluogo di provincia, una città per cui credevo Sì. potesse E invece dire poi la le sua, cose invece sono andate in maniera speriamo diversa. che vada bene nel discorso dei playoff. È perché- vero. Cosimo, invece il Due Torri posizionato insomma in una situazione non certamente positiva, tu hai avuto un'esperienza nella squadra messinese, come pensi possa affrontare questa parte finale del campionato la squadra messinese? Ma la squadra messinese insieme all'Orlandina sono due squadre che sono a 5-6 km di Sì. distanza, quindi alla fine possiamo capire che non è che c'è tutto questo blasone di società, quindi alla fine Potrebbe io anche spero che una si possano- retrocessione non sarebbe un dramma. Allora. Sì, però in quei paesi è bello perché ci tengono parecchio, hanno il paese che ci sta dietro, quindi ormai più in Sicilia soprattutto, per questo vediamo che in eccellenza ormai le squadre sono allo sbando. Sì, è vero, è stato un campionato abbastanza ingarbugliata. Tra Orlandina e Due Torri, chi potrebbe farcela però? Forse per tasso tecnico più l'Orlandina, Sì, credo, sì, penso di sì, anche perché all'inizio stagione hanno fatto un gran organico, Sì. quindi alla fine penso che saranno loro a riuscire a salvarsi. A salvarsi. Anche se Anche intervengo, il Due Torri ho letto che non è mai retrocesso. Non è mai retrocesso, è vero. Nelle sue stagioni calcistiche non è mai retrocesso. È anche quindi- vero che parliamo adesso di un campionato un po' più impegnativo Sicuramente, dal punto di vista tecnico, però- anche dal punto di vista economico, perché un interregionale è Dico- sempre un interregionale. Sì, 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 però dico, ha questo piccolo È vero, è punto vero. a suo favore. È vero, è vero. Carmelo, per chiudere sul campionato interregionale, chi pensi che possa salvarsi a questo punto? Perché viene un po' spontaneo pensare che l'Orlandina sembrerebbe la più avvantaggiata tra le siciliane a salvarsi. L'Orlandina, come diceva Cosimo, ha l'organico, però in un ipotetico qualora dovesse affrontare ad esempio il Rende sarebbe complicata. Io temo purtroppo insomma, che il rischio, ripeto, che ci siano 4 retrocessioni siciliane su 4 sia molto alto, e anche il fatto di classificarsi sest'ultimi, il Rende
e forse fra le 4 contendenti quella che già sa di dover fare i play-out, quindi sarebbe un brutto cliente. È anche un po' più mentalizzata. Esattamente, quindi bisogna stare molto attenti. È vero che l'Orlandina ha forse l'organico più competitivo delle 4 squadre che probabilmente faranno i play-out, però saranno 2 gare estremamente insidiose. Io ripeto, vedo una situazione particolarmente critica per tutte e 3 le siciliane, per l'Orlandina, per il Due Torri e anche per il Città di Messina, che quest'anno ad esempio non ha fatto vedere un cattivo calcio, anche specie dopo il cambio in panchina con l'avvento di Panarello come allenatore, però ha sciupato troppi punti e non c'è quel quid in più, quella determinazione che ti può consentire. Chiaramente quando parliamo di 4 squadre siciliane parliamo delle già 2 retrocesse, Ragusa e Licata, le altre 2... Le altre 3 che disputeranno poi i play-out, almeno insomma di clamorose sorprese. Benissimo, abbiamo chiuso quindi la parentesi dedicata al campionato interregionale, se non sbaglio abbiamo giustamente la prima pausa pubblicitaria. Sì Ettore, abbiamo un brevissimo stacco pubblicitario. Rimanete con Penalty.